Circa 5.500 volontari saranno all'entrata di 432 supermercati liguri per chiedere a chi entra di donare qualcosa per le persone in difficoltà. È la colletta alimentare, che ogni anno raccoglie tonnellate di prodotti con cui aiutare le persone in difficoltà economica che sono assistite dal Banco Alimentare attraverso 372 realtà caritative. Attualmente sono 372 strutture e attraverso queste vengono aiutati circa 65.800 persone. Ecco, negli ultimi tempi, dopo la pandemia, avete avuto più richieste di aiuto? In questi ultimi 2 anni, dopo la pandemia, poi la guerra, i rifugiati dell'Ucraina, abbiamo avuto un incremento di circa 32% di richieste in più, equivale a circa 16.000 persone in più che stiamo aiutando. L'anno scorso erano state raccolte 209 tonnellate di alimenti, nonostante la colletta fosse fatta in modo ridotto a causa delle misure ancora in vigore per l'emergenza sanitaria. I punti vendita coinvolti quest'anno nel Levante sono 85. I volontari presenti non sono solo quelli del banco, ma anche di molte altre associazioni che collaborano. Devo dire che abbiamo trovato un grande entusiasmo perché effettivamente è una giornata, per molti è una giornata di festa, perché poter chiedere a chi entra a far la spesa un piccolo gesto, ma immediato e concreto, è una cosa che gratifica e gratifica anche sentirsi ringraziare, perché molte persone che vengono sensibilizzate di fronte a un bisogno a cui magari non si pensa tutti i giorni, ringraziano perché proprio si sentono di poter fare qualcosa subito, di immediato e di concreto, come dicevo.